Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Palermo è svolta nella gestione della spiaggia di Mondello. La regione revoca la concessione demaniale alla società italo-belga. Gela, quindicenne preso a martellate in testa da un coetaneo durante la ricreazione all'istituto professionale Ettore Majorana. L'aggressione per un episodio di bullismo. A Niscemi l'allarme era stato lanciato 26 anni fa, interventi mai realizzati, è un disastro che oggi pesa su centinaia di famiglie. A un mese dalla frana, cittadini in strada per chiedere verità, sicurezza e giustizia. A Catania sfreccia in monopattino sulla circonvallazione, la polizia municipale rileva un passaggio ad oltre 65 km/h. L'episodio ripropone il problema della sicurezza e dell'assenza di regole. A Catania arriva il vincolo sugli archi della Marina, il viadotto della ferrovia non potrà essere demolito. Per l'ex soprintendente ai beni culturali è un'opera che racchiude la storia della città. Voci da Sanremo, a Sicilia 24 Levante, Mara Sattei e la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. Calcio, il Catania si avvicina alla doppia sfida contro la Salernitana e Benevento. Nel pomeriggio allenamento a porte aperte e bagno di folla al Massimino. Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Siracusa di 6 punti per irregolarità amministrative. Il club azzurro finisce all'ultimo posto, a quota 17. Bentrovati, la cronaca ci porta a Palermo, c'è una svolta nella concessione demaniale della spiaggia di Mondello che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi. Bene, la regione ha revocato la concessione alla società italo-belga. Sentiamo. Addio al lido di Mondello, così come lo conosciamo. La regione siciliana ha deciso di revocare la concessione balneare alla storica società Mondello Immobiliare Italo-Belga che gestisce il lido da 116 anni. La decisione è stata messa nero su bianco su un decreto firmato dal direttore generale del Dipartimento Ambiente Calogero Beringhieri. Al termine di una procedura di infrazione, infatti, l'assessorato territorio e ambiente ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalle concessioni stessa. La italo-belga, attualmente in regime di procedura di prevenzione collaborativa antimafia stabilito dalla prefettura, di fatto un commissariamento prefettizio per sostenere il management nel percorso di allontanamento dei soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, non commenta il provvedimento regionale perché non le è stato ancora notificato. Ne apprendiamo a mezzo stampa, dicono dalla italo-belga, ma non appena avremo contezza del decreto con allegati e motivazioni lo impugneremo davanti al TAR. Gioisce invece il deputato regionale Ismaele Lavardera, che dalla fine della scorsa estate aveva lanciato una crociata contro la società che gestiva il lido. Fatico a trattenere l'emozione, dice il leader di Controcorrente. Gravissimo episodio di violenza questa mattina in una scuola superiore di Gela, dove uno studente ha aggredito un compagno con un martello ferendolo alla testa. Provvidenziale l'intervento di un docente che ha evitato conseguenze più gravi. Sotto shock studenti e insegnanti. Indaga la polizia, ma resta aperto il tema della sicurezza e del disagio giovanile. GR Italia. Attimi di terrore questa mattina all'Istituto Professionale Majorana di Gela, dove uno studente di seconda superiore ha improvvisamente estratto un martello dallo zaino e ha colpito alla testa un compagno di classe. L'aggressione è avvenuta al termine della ricreazione mentre i ragazzi stavano raggiungendo il laboratorio di fisica. Un gesto improvviso, violento, che ha gettato nel panico studenti e docenti. Decisivo l'intervento dell'insegnante di fisica, che accortosi subito di quanto stava accadendo è riuscito a disarmare il giovane aggressore e a prestare i primi soccorsi alla vittima. Nella colluttazione anche il professore è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il ragazzo colpito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma lo shock rimane forte. Che si è fatto male, Il ragazzo però mi dicono che non è in pericolo di vita, non è una cosa grave. Sarà stata una cosa superficiale perché il collega subito si è avvendato, dice certo. di lui. Secondo una prima ricostruzione, all'origine del gesto ci sarebbero ripetute offese e prese in giro subite nei giorni precedenti, un contesto di tensione e di disagio che adesso gli investigatori stanno cercando di chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e la scientifica per i rilievi. L'istituto è rimasto a lungo sotto controllo mentre compagni di classe, insegnanti e dirigenti scolastici cercavano di ricostruire quanto accaduto.
E mentre a Niscemi va avanti l'inchiesta che sta facendo venire alla luce quante inadempienze ci sono state che potevano forse evitare la frana, in Sicilia ci sono tanti altri paesi che vedono fronteggiare il dissesto idrogeologico, come a San Fratello ad esempio, nel Messinese, dove 2 frane in 16 anni hanno messo in ginocchio un'intera comunità. Vediamo il servizio di Marco Gullà. Così era e così è rimasto. Hanno usato Niscemi per fare le passerelle e poi non si è visto più nessuno. Qui siamo a San Fratello, in provincia di Messina, e negli ultimi 16 anni si sono registrate 2 violente frane. Una nel 2010 con 1500 sfollati, poi nel 2023 con decine di famiglie costrette a lasciare la propria casa. Una situazione molto simile a quella di Niscemi. Quel che fa riflettere è che però questi grossi massi, questi costoni che ormai hanno praticamente distrutto la carreggiata, sono qui da oltre 3 anni. Eppure questa frana poteva essere evitata, anche perché erano previsti dei fondi per la prevenzione del territorio, prevenzione che però non c'è mai stata. Qualsiasi segnalazione fatta da noi cittadini o era presa con una semplice risata o era passata in sottobanco. Ah sì, è una pietra, cade, va bene, cade, ma se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto. Oggi noi siamo a circa 3 anni da quando è venuta questa situazione di dissesto che sta mettendo in ginocchio la nostra comunità, non solo per le circa 40 persone che furono sfollate e che ad oggi vivono purtroppo in un limbo, ma anche dal punto di vista economico perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali. Ma com'è possibile che in 3 anni non è stato spostato neanche un masso? A questa domanda la Regione Sicilia ci risponde con una mail, sostenendo che le attività non si sono mai interrotte e che hanno richiesto del tempo per i complessi approfondimenti geognostici. Storie che per certi aspetti sono simili. A Niscemi l'allarme era stato lanciato 26 anni fa, interventi mai realizzati, un disastro che oggi pesa su centinaia di famiglie. A un mese dalla frana una fiaccolata per chiedere verità, sicurezza e giustizia è stata effettuata. GR Italia. Era tutto a portata di mano, documenti, studi tecnici e previsioni dettagliate. C'erano avvertimenti chiari, messi nero su bianco, oltre 20 anni fa. Nel dicembre del 2000 una relazione della Commissione Tecnico-Scientifica della Protezione Civile segnalava il rischio concreto di una frana di grandi dimensioni e indicava una serie di interventi urgenti per mettere in sicurezza Niscemi. Opere che a distanza di 26 anni risultano in gran parte mai realizzate. E il risultato è sotto gli occhi di tutti dal 25 gennaio scorso. 5 edifici crollati, 4 in bilico, 137 dichiarati inagibili, 3 scuole chiuse e oltre 500 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Oggi quel dossier è al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura di Gela per disastro colposo. I magistrati hanno incaricato 3 docenti dell'Università di Palermo di ricostruire cause e responsabilità per chiarire se e come si potesse evitare la tragedia. Intanto, a un mese esatto dal disastro, Niscemi è scesa in piazza. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del Comitato Evento Franoso e hanno dato vita a un lungo corteo con una fiaccolata. In testa uno striscione: il coraggio di restare, la forza di cambiare, nessuna bandiera politica, solo cittadine, famiglie, sfollati e lavoratori. Ringrazio tutti i cittadini che si sono stretti oggi insieme a tutti gli sfollati per manifestare la solidarietà di tutta la città e la richiesta di tutta la città alle istituzioni perché inizino a fare quelle opere necessarie per far ripartire Niscemi, e la prima cosa è far rientrare le persone nelle loro case in sicurezza. Il corteo ha attraversato le vie principali e si è fermato anche davanti alla SP12, una delle zone simbolo della devastazione, oggi transennata e silenziosa. Poi l'arrivo al santuario di Maria Santissima del Bosco con una partecipazione che è andata oltre ogni previsione. Al calare della sera le fiaccole hanno illuminato la città, piccoli segni di luce contro il buio dell'incertezza. A Niscemi la speranza resiste ancora, insieme alla richiesta di verità e di giustizia. Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un palazzo di Corso Matteotti a Giarre, nel Catanese. Sarebbero 10 le persone intossicate al fumo, compreso una neonata di pochi mesi che è stata trasportata per precauzione in ospedale. Un 43enne che si è ferito nel tentativo di salvare il proprio cane è rimasto a casa, ha riportato delle ustioni ed è stato portato al centro specializzato dell'ospedale Cannizzaro di Catania.
Sfreccia in monopattino sulla circonvallazione. La Polizia Municipale di Catania rileva un passaggio ad oltre 65 km/h. Impossibile verbalizzare il trasgressore perché sprovvisto di targa. L'episodio però ripropone il problema della sicurezza e dell'assenza di regole. Tonino De Mana. Sulla circonvallazione di Catania corrono auto, corrono moto, corrono cavalli ed ora corrono, anzi sfrecciano, persino i monopattini con un passaggio rilevato ad oltre 65 km/h. Sì, 65 km/h che non porteranno comunque ad una sanzione nonostante il limite massimo di 50 km/h. Il perché lo spiega direttamente il comandante della Polizia Municipale Peruga. Circolava sulla circonvallazione alla velocità di quasi 70 km/h. Senza la targa non è stato possibile contravvenzionare? No, non è stato possibile perché, ripeto, dal rilievo con l'autovelox abbiamo rilievo fotografico di spalle del conducente, ma non abbiamo avuto elementi ulteriori per poter identificarlo e né ci sembra, dalle immagini che abbiamo in nostra disponibilità, che sia riferibile a un mezzo noleggiato. Il mezzo a due ruote è stato immortalato sul viale Andrea Doria, direzione di marcia Ognina. Al di là della velocità sono in tanti a bordo di monopattini a non rispettare il codice della strada. Il casco non ce l'ho. Lo sai che è obbligatorio? Anche su questo? Non lo sapevo. Diciamo che lo so, ma ancora onestamente non ho capito se è già in vigore o meno. Siamo stati sulla via Etnea, abbiamo visto tante persone, tanti monopattini, ma i cui conducenti erano senza casco. Anche questo è un obbligo che è stato recentemente introdotto, come anche l'obbligo di targare il monopattino e di procedere alla copertura assicurativa. Monopattini che sfrecciano, ma non a 65 km/h, nella centralissima via Etnea, dove l'incolumità dei pedoni è a rischio. Ho visto che comunque in via Etnea ti guardavi a destra e a sinistra. Da chi? Dai monopattini o da altro? No, è carattere, io mi guardo sempre a destra e a sinistra. E restiamo a Catania, arriva il vincolo sugli archi della Marina, il viadotto della ferrovia della cui demolizione si parla da un decennio. Per l'ex soprintendente ai beni culturali è un'opera che racchiude la storia della città e dice il mare non lo possiamo riportare lì. Lorena Dolci. A chi sì, a chi no. Arriva il decreto che mette la parola fine alla diatriba che divide i catanesi da oltre un decennio. Gli archi della Marina non si toccano, sono opera di interesse culturale. Su di loro, insieme ai treni, passa adesso il vincolo chiesto dalla Soprintendenza ai beni culturali di Catania e sancito con decreto regionale del giugno scorso. Ad avviare il procedimento l'allora soprintendente Donatella Aprile. Si ritiene che sia la testimonianza della nostra città, della città ottocentesca, perché rappresentano sicuramente, oltre che un significato architettonico che è sotto gli occhi di tutti, perché ha una storia. Da lì non dimentichiamo, c'è anche un aspetto etnoantropologico. Passa la nostra Sant'Agata. Poi il progetto del nodo Catania, che prevede l'interramento della stazione ferroviaria e dei binari, aveva sollevato l'ipotesi della demolizione totale o selettiva del viadotto delle ferrovie, sposata da vari tecnici e a titolo personale anche dal sindaco trentino, per valorizzare l'affaccio verso il mare. Anche a volere tentare un'immagine così virtuale di questi archi della Marina, della città senza gli archi della Marina, ma cosa guadagnerebbe la città? La visione sul capolinea degli autobus oppure su alcuni edifici appartenenti al porto o meno, che sono sicuramente discutibili, quindi il mare certo lì non lo possiamo riportare. Il mare torna solo nelle foto d'epoca che li ritraggono lambiti dall'acqua e circondati dalle barche dei pescatori. Poi, con l'ampliamento del porto, il mare fu interrato e da scenario marittimo è diventato paesaggio urbano. Fiorello promuove Catania capitale della cultura. Ha presentato a Roma il dossier sulla città che si candida per il 2028. Due i testimonial d'eccezione, l'astronauta catanese Luca Parmitano e lo showman Rosario Fiorello, che firma anche la clip promozionale. Ne vediamo un breve estratto. Magia vera. Catania è una città che non sta mai ferma, cresce, cambia, rinasce ogni giorno. È giovane. Lo avete visto? E guarda lontano, al 2028 e anche oltre. Io quegli sguardi li conosco bene, sono profondi, potenti, creativi. Sono gli occhi della nostra Sant'Agata, Sant'Aita. Adesso una breve pausa e poi parleremo di Sanremo. A tra poco.
Come vi preannunciamo, andiamo adesso a Sanremo con le voci che arrivano dal festival ai nostri microfoni. La bravissima Levante, che da Caltagirone ha conquistato ormai da tempo la musica italiana, e Mara Sattei. Sentiamo ai microfoni di Veronica Barbarino. Sei tu, racconta una sorta di elenco di sensazioni fisiche quello che è l'amore, l'innamoramento travolgente che ci lascia attoniti, però poi la persona di cui narro non riesce a dichiararsi, quindi rimane un what if, che cosa sarebbe successo se. Sono molto fiera di questo brano perché ogni sera cresce per me, ogni sera lo canto e mi sembra di scoprire qualcosa di più prezioso ancora. E poi sono felice di aver portato un aspetto di me più delicato rispetto alle vecchie partecipazioni. Sei lontana dalla Sicilia, ma la Sicilia penso che tu ce l'abbia sempre nel cuore. Io non credo che la Sicilia mi abbia mai abbandonato in tutte le cose che faccio, nel modo in cui scrivo, il modo in cui sono è siciliano. Mi dispiace non vivermi la mia terra nel modo in cui forse vorrei di più, però ci torno tantissimo, ci torno spesso, anzi volevo mandare un messaggio di grande solidarietà per quello che è successo a Niscemi e a tutta la costa est e sud-est. Vi sono molto vicina, vi amo tantissimo. Mi sento molto grata di essere qui, di poter cantare sul palco più importante d'Italia e portare la mia musica, quindi sto vivendo tutte le emozioni veramente al 100% e sarà indimenticabile. Hai nei piani di venire in Sicilia? Beh sì, ho suonato già in Sicilia in tour, spero di venire anche in vacanza per godermi un po' la meravigliosa Sicilia. E sul palco dell'Ariston a Sanremo anche come super ospite Francesca Lollobrigida, vincitrice di 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Sentiamola. Doppio oro, lo porti anche sul palco dell'Ariston? Sì, è stata un'emozione, davvero un'emozione unica da atleta, perché non sono un cantante, mi sono goduta ogni singolo applauso del pubblico italiano. Com'è vincere 2 ori? Un orgoglio? Sì, un orgoglio, ma è anche il sogno dei sogni e ripaga tutto il lavoro che c'è stato dietro, ed è un lavoro di squadra. Ecco, no? Anche se il mio sport è uno sport individuale, ma dietro di me c'è un lavoro di squadra. Il tuo rapporto con la Sicilia? Allora, io per le gare di pattinaggio a rotelle sono venuta molto spesso in Sicilia e spero di ritornarci, anche perché sono veramente una buon gustaia. Mangio e apprezzo tutto. Un saluto a tutti i siciliani, un bacio. Adesso ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania si avvicina alla doppia sfida contro Salernitana e Benevento. Nel pomeriggio allenamento a porte aperte e bagno di folla al Massimino. Tonino De Mana. Cori, applausi, braccia levate al cielo con la squadra a ricevere il calore della sua gente. Si avvicina a grandi passi la doppia sfida contro Salernitana e Benevento, che di fatto può decidere le sorti del campionato. Bagno di folla per il Catania e pomeriggio rosso-azzurro al Massimino per un allenamento a porte aperte che ha richiamato oltre 1500 tifosi, tutti radunati in tribuna A. La carica è quella giusta, con la trasferta di Salerno vietata ai tifosi etnei, che rappresenta un importante spartiacque. Alla partitella, nella quale Toscano ha schierato Lunetta di punta con Bruzzaniti da Ausile in appoggio, ha preso parte anche Cicerelli, che prosegue nel percorso di recupero. Il trequartista non è ancora a disposizione, ma conferma i recenti progressi. Resta ai box forte per un problema al polpaccio che dovrà essere valutato per evitare fastidiose ricadute. Sulla via del recupero di Dacchio, che si è rivisto in campo dopo lo stop rimediato nel derby contro il Siracusa. Salernitana Catania sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Telecolor. Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Siracusa di 6 punti per irregolarità amministrative relative allo scorso 16 dicembre. Il club azzurro finisce all'ultimo posto a quota 17. Sentiamo Sergio Colosi.
Il Siracusa ritrova l'ultimo posto, questa volta non per demeriti calcistici, ma per le violazioni relative ai mancati versamenti del secondo bimestre. Inibizione per 6 mesi al presidente Ricci. Sono i provvedimenti del Tribunale Federale Nazionale, che ha tolto 6 punti alla classifica del Siracusa, scivolata a quota 17 a 5 lunghezze dal Foggia penultimo. Si complica e non poco il cammino salvezza degli azzurri, anche perché a fine marzo si aggiungerà una seconda penalizzazione di 2 o 3 punti per gli inadempimenti dello scorso metà febbraio relativi alla finestra novembre-dicembre. Alla squadra di Turati serviranno gli straordinari sul campo per evitare una probabile retrocessione. Ancora più complicata la posizione del Trapani, già penalizzato di 15 punti e vicino all'esclusione in corsa dal campionato di Serie C, in quanto recidivo sui mancati pagamenti. L'udienza è fissata il prossimo 9 marzo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.